Ben trovati amici della Wii Sport con la 19ª giornata del campionato di promozione siciliana. Siamo alla Marullo di Bisconte per assistere alla sfida tra la Messana e il Città di Masca Lucia, valevole per il girone C. Da una parte la squadra di mister Luca, la Messana, che viene da 2 vittorie consecutive e l'ultima firmata Lillo Cardia e valsa l'1-0 contro il Messina Sud. Dall'altra parte invece 1-1 per la Tirrenia di mister Anastasi sul campo di casa contro la Tirrenia. Andiamo a dare un'occhiata ai 22 che scenderanno in campo, partendo dai padroni di casa della Messana, che si schierano con un 4-4-2 con Trinchera dei pali, Broccio, Crucitti, Angrisani, Alibrandi in difesa, Arena e Cardia al centro, Arena e Libro sugli esterni, Brigandì e Fudia in avanti. Dall'altra parte risponde invece il Masca Lucia con Spina, Cianti, Acrofino, Spartà, Aidala, Billa, Porto, Di Mauro, Gagliano, Costanzo, Gannarozzo. E sembra quasi tutto pronto per iniziare grazie allo giro delle immagini a cura di Andrea Stanni. Siamo al film del primo tempo, maglia bianca e pantaloncini rossi per la Messana, completo rosso-blu invece per il Città di Masca Lucia. Messana che deve dare continuità ai risultati, a quota 22 punti, a 26 invece c'è il Città di Masca Lucia, quindi un'eventuale vittoria dei ragazzi di mister Luca li porterebbe a -1. Arbitra la partita il signor Papaserio e siamo al fischio iniziale. Messana che attacca da destra verso sinistra in questa prima frazione e viceversa da sinistra verso destra. Ovviamente il Città di Masca Lucia che prova subito a rendersi pericoloso con questa azione sull'out mancino. Viene saltato qui di netto Broccio, il pallone viene messo dentro, il colpo di testa in girata da parte di Costanzo viene parato bene da Trinchera. Ci ha provato il classe 99 a sorprendere il portiere della Messana, che poi si lancia in avanti. Una disattenzione della difesa del Masca Lucia, libera al tiro dalla lunghissima distanza il numero 7 Libro, che manda però il pallone alle stelle. Ancora Messana in avanti, il tentativo di conclusione da parte di Lillo Cardia viene parato in qualche modo dal portiere Spina. Messana che sembra essere partita meglio in questa prima frazione, il pallone dentro, la conclusione, il gol da parte di Arena che però viene annullato per fuorigioco. Poi c'è un calcio di punizione battuto da Arena, palla dentro, traversa qui colpita da Brigandì e poi il pallone se lo ritrova Spina. Città di Masca Lucia che ci prova con un calcio da fermo battuto velocemente, azione sulla sinistra, rientra verso il campo il giocatore, conclude dalla distanza, palla tra le braccia di Trinchera. Ancora Città di Masca Lucia, lancio lungo a servire l'attaccante che qui viene steso in area di rigore, non ha dubbi il signor Papaserio, indica il dischetto, l'intervento da parte di Alibrandi è falloso secondo il direttore di gara. Sul punto di battuta si presenta Orofino per il Masca Lucia, parte il capitano con il numero 4, intuisce Trinchera ma il pallone finisce in rete. Dopo un quarto d'ora il Città di Masca Lucia si porta in vantaggio a Marullo di Bisconte contro la Messana grazie al proprio numero 4 Orofino, che trasforma il primo rigore del match assegnato dal direttore di gara Papaserio. Ancora un'occasione per il Masca Lucia, il pallone sul secondo palo non viene però deviato da nessuno. Dall'altra parte la Messana con il pallone che viene messo dentro ancora una volta per Cardia, ci prova a botta sicura, non trova però il gol del pareggio, respinge Spina, poi il pallone viene messo sull'out mancino, viene steso Arena e il direttore di gara indica per la seconda volta nell'incontro il dischetto, calcio di rigore per la Messana, stavolta occasione ghiotta per trovare il possibile gol del pareggio. Sul punto di battuta ci va come sempre Lillo Cardia, decisivo come detto la scorsa giornata contro il Messina Sud. Il numero 8 guarda Spina negli occhi, breve rincorsa, un paio di finte e arriva il gol del pareggio per la Messana. Segna The Magician Lillo Cardia al 12° gol stagionale al minuto 38. Tutto da rifare al Marullo di Bisconte. Messana e Masca Lucia sono sull'1-1. Ancora una volta la firma di Lillo Cardia che festeggia qui con Arena. Poi Messana in avanti, il pallone dalla destra viene messo dentro, se lo ritrova qui Brigandì che ci prova con il destro. Spina riesce a deviare con i piedi. Ancora Messana in avanti, il pallone dentro, bella deviazione per Brigandì che va a colpo sicuro di testa, trova un palo clamoroso, sarebbe stato il miglior regalo possibile per Brigandì che però su assist di Arena ha sprecato tutto mandando sul legno. Di lì a poco fischia 2 volte Papaserio e manda le 2 squadre al riposo. Messana e Masca Lucia sono ferme sull'1-1 grazie alle reti segnate entrambe sul calcio di rigore, prima da Orofino per il Masca Lucia e poi dalla Messana per Cardia. Bella partita nel primo tempo da entrambe le squadre. Vediamo nella seconda frazione chi ne avrà di più per trovare i possibili 3 punti. Messana che ci prova subito con questo rinvio lungo a cercare un difensore che però sbaglia clamorosamente e allora in avanti si proietta nuovamente la Messana con il tiro di Fudia che manda il pallone alto. Messana che ci riproverà poco dopo con la conclusione dalla distanza da parte di Cardia.
che manda alto sulla traversa, esce libero ed entra Paraghi, cerca qualcosa in più in avanti la Messana, poi Broccio, doppio triangolo bellissimo con Brigandì, mette dentro Broccio con il colpo di testa di Fudia che porta avanti la Messana. Adesso è 2-1 al 19esimo del secondo tempo, il gol lo realizza Fudia, ma che bel cross quello di Broccio, il pallone all'incrocio pieno, la Messana riesce a rimontare l'iniziale svantaggio di Orofino, prima con Cardia e adesso con il gol di Fudia, l'eroe di Bovalino che trova la rete che potrebbe essere decisiva. Adesso entra Benny Costanzo nelle file della Messana, poco dopo entra anche Foti proprio per l'autore del gol del 2-1 Fudia. Messana ancora in avanti, vuole chiudere il match con Brigandì che cerca spazio sulla destra, mette il pallone dentro, conclusione a botta sicura da parte di Paraghi che manda il pallone alle stelle, poi Mascalucia, il pallone viene scaricato dentro, è l'occasione giusta per cercare il gol del possibile pareggio, riesce però in qualche modo Trinchera a far sua la sfera, poi il lancio lungo a cercare Brigandì che con il destro sbaglia tutto, a tu per tu con Spina, il pallone torna a disposizione dei giocatori della Messana, traversa clamorosa colpita dalla Messana. In chiusura ancora un'occasione con Brigandì che a tu per tu con Spina manda il pallone alto con il destro, Messana che adesso sta sprecando tanto, entra anche Claudio Costanzo proprio per Brigandì nelle file dei ragazzi di Mister Luca, il pallone viene rinviato dal portiere Spina e arriva anche il triplice fischio del direttore di gara Papaserio che manda le due squadre definitivamente negli spogliatoi. Terza vittoria consecutiva per la Messana che adesso si porta a -1 dal Mascalucia a quota 25 punti in classifica. Dall'altra parte invece restano a 26 quelli del Mascalucia, nella prossima sfida se la vedranno col Gescal. Per la Messana invece impegno contro il Torre Grotta. Amici della Wii Sport, il più cordiale saluto, Antonio Caro e alla prossima.